Bene, allora ci troviamo a Tualis, in una splendida giornata di sole qui in Carnia, e parliamo di un tema che mi sta particolarmente a cuore, che è il tema delle proprietà collettive dei beni civici. Per capire di cosa si tratta chiederei a Luca Nazzi, che è presidente del coordinamento regionale delle proprietà collettive, se ci dice da dove arrivano questi beni, da dove arriva questo modo di possedere. Questo modo di possedere viene dalla preistoria dell'umanità, è forse la prima forma di proprietà, i beni che una comunità gestisce e possiede per poter garantirsi sostentamento. Sono realtà presenti in tutta l'umanità e in tutte le parti del mondo e di tutte le epoche storiche, appunto che vengono chiamati i cosiddetti beni comuni tradizionali, utilizzando un po' la definizione del premio Nobel per l'economia Elinor Ostrom. Beni che sono posseduti in maniera indivisa, che sono soprattutto boschi, pascoli, campagne, aree di pesca, lagune, beni che sono molto diffusi e molto presenti anche nella nostra regione, in Friuli e anche nella provincia di Trieste. E qui siamo forse nella zona con la più alta concentrazione, non solo di questi beni, il Canal di Gorto, la Valle del Degano, ma anche con il più grande numero di enti che amministrano per conto e a nome delle comunità proprietarie questi beni. Qui abbiamo due tipi di proprietà collettive, le proprietà collettive cosiddette chiuse e quelle aperte. Quelle aperte sono godute in maniera indivisa da tutta la popolazione residente, quelle chiuse o consorzi o comunioni familiari sono quelle che invece vengono godute solamente da un ristretto numero di persone, di comunità, di famiglie della comunità che possono far risalire il loro possesso all'antica originarietà delle loro famiglie. Comunque sono dei beni molto importanti che garantiscono che sono una forma di gestione del territorio e per utilizzare, ricavare dalle risorse specifiche del territorio i beni che servono al benessere della comunità. Il mangiare, lo scaldarsi, il fabbricare, come diranno gli amici di Liaris, di Collina, di Tualis, proprio le cose necessarie in questo territorio di montagna. Prima di tutto serve acqua, serve terra per ricavare il cibo quotidiano, serve legna per scaldarsi, per costruire le proprie case. Ecco, ci presenti allora gli ospiti di oggi che sono dei rappresentanti di queste comunità. Certo, Giorgio Mazzilis, padrone di casa perché è presidente del consorzio privato di Tualis e poi anche componente dell'amministrazione frazionale dei beni civici, perché a Tualis hanno entrambe le realtà. Poi c'è Michele Toc, che è il presidente del consorzio privato di Collina, di Fornia Voltri, e che è uno dei componenti del comitato che sta operando nel mezzo di 1000 difficoltà burocratiche per costituire anche un'amministrazione frazionale. E infine Carlo De Caneva di Liaris. A Liaris la comunità, sia il consorzio privato, la comunione familiare, sia sta lavorando per costituire il proprio comitato per la gestione dei beni frazionali. Bene. Partiamo da Tualis allora. Allora, Tualis, noi come consorzio e come amministrazione beni abbiamo una proprietà che si sviluppa circa di 500 ettari. La località, il posto dove questo territorio si sviluppa è l'area che parte da Tualis subito sopra il paese e va fino alla sommità del Monte Crostis. Chiaramente, come diceva Luca, abbiamo una parte di territorio che è la produzione di bosco e un'altra parte che è lasciata a terreno sia incolto oppure anche a pascolo. In alta montagna abbiamo pascolo. La proprietà si divide in questa maniera. Abbiamo una parte che è di proprietà del privato consorzio e una porzione che è il cuore del bosco, di proprietà dell'amministrazione beni. La provenienza di questi due enti è diversa, nel senso che l'amministrazione beni, cioè i beni civici, sono stati utilizzati in maniera collettiva negli anni, nel periodo dei 600-700 della Repubblica Veneta, poi era passato al comune di Comeglians per la frazione di Tualis. E poi alla fine la frazione di Tualis ha fatto una causa con il comune di Comeglians nel 1930, l'ha vinta e adesso a tutti gli effetti dal 1930 la proprietà viene gestita in maniera collettiva.
uso civico, chiamiamolo tradizionale. In più noi abbiamo questo consorzio che è costituito dalle famiglie originarie del paese, che nel 1855 erano in numero 64, e avevano anche in questo caso c'era una proprietà usata sempre in maniera collettiva, che però aveva una provenienza diversa. C'erano dei contratti, ci sono dei contratti di compravendita, contratti precisi nei quali erano individuate le proprietà, ed erano proprietà private. Cosa hanno fatto i nostri antenati? Si sono messi insieme e hanno deciso, visto che poi quando era da fare delle riunioni o comunque prendere delle deliberazioni c'era sempre qualche problema di gestione, hanno deciso di mettere insieme, costituire una proprietà unica, una proprietà collettiva, suddividere la superficie complessiva di questo territorio in un certo numero di parti, e ad ogni famiglia originaria, che in quel periodo lì, nel 1855, quando le due frazioni di Tualesano e Arresto erano 64, sono state assegnate ad ogni famiglia originaria un certo numero di quote, chiamiamole così. Poi la funzione di questa ripartizione del territorio era questa, cioè quella di dire, siccome poi chiaramente sia il legname, il bosco e anche le malghe davano dei redditi, potevano essere questi redditi suddivisi in parti uguali a tutte le famiglie originarie. Quindi per tanti anni siamo andati avanti in questa maniera qua, la gestione è stata fatta chiaramente con difficoltà abbastanza evidenti, perché poi guardando un po' tutta la documentazione ci sono stati dei periodi di litigio, di contrapposizioni continue, però queste contrapposizioni non hanno permesso in ogni caso di portare questa situazione al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi è che noi riusciamo a tagliare, parlo sempre del privato consorzio, tagliamo il legname e ogni 2 o 3 anni facciamo dei lotti boschivi, e poi il ricavato di questi lotti boschivi viene ripartito sempre a tutti i comproprietari. Naturalmente viene tenuta una buona parte di quello che ricaviamo per la gestione ordinaria e per tutto il resto. Il problema grosso, che si accennava prima della gestione, qual è? Che queste famiglie originarie 64 iniziali, siccome purtroppo la ripartizione, si diceva prima, della proprietà è talmente polverizzata in Carnia, come ormai in particolare da noi, ma anche penso anche da altre parti, anche in questo caso chi succedeva alle famiglie originarie, o comunque chi era il proprietario, la quota veniva suddivisa per diverse porzioni. Quindi se inizialmente il valore di una quota era alto e quindi dava, non dico che dava da vivere alle famiglie originarie, però in qualche maniera si riuscivano ad avere un introito e avere un reddito di sussistenza abbastanza buono, poi adesso le quote sono talmente frazionate e abbiamo, tanto per dare un numero, abbiamo noi circa 250 comproprietari che hanno quote che sono dei millesimi ridotti, e quindi quando si va a fare una ripartizione ci sono delle percentuali e delle quote talmente ridicole che qualche volta il comproprietario che si trova all'estero o che si trova in Francia sicuramente non viene a Tualis per ricavare i soldi. Poi c'è ancora, cerchiamo in ogni caso con fatica di continuare a gestire questa situazione, perché è indubbio che essendo un patrimonio storico, culturale e anche di gestione dei nostri avi, credo che l'impegno nostro sia quello appunto di continuare in questa direzione. E scegliere anche strade innovative come la gestione dell'ex asilo che è diventata una trattoria, sì. La malga che è diventata un agriturismo. Esatto, poi si sta continuando a registrare. No? Sì, ma poi possiamo anche tagliare il collare. Se vuoi posso aggiungere che il consorzio, oltre ad essere proprietario appunto di parte del bosco che abbiamo alle nostre spalle, è proprietario anche delle malghe, che dicevo prima in quota,
famosa panoramica delle vette, forse l'avete sentita nominare se non altro per il Giro d'Italia, e su abbiamo una malga che continuiamo ad affittarla, a gestirla come abbiamo dato in locazione a degli agricoltori, e poi abbiamo ristrutturato con i fondi del consorzio un'altra malga, l'abbiamo ristrutturata, l'abbiamo fatta diventare un rifugio. Prima rifugio era un agriturismo, poi l'abbiamo trasformato in rifugio escursionistico, ed è a tutti gli effetti è l'unica struttura in quota sulla famosa panoramica delle vette che è aperta, che viene gestita, ed è gestita in maniera, in questi ultimi anni qua, sufficientemente, in maniera buona, ed ha anche un riscontro alla gente che viene chiaramente dalla pianura, dalle vostre parti. Bene, passiamo a Collina. Buongiorno, io sono Toc Michele, sono presidente del consorzio privato di Collina, ai piedi del Monte Coglians, la montagna più alta del Friuli. Il nostro consorzio è una proprietà di 600 ettari, divise circa 300 di bosco e 300 di pascolo o rocce, quelle in più alta quota. Noi, a differenza di loro, non dividiamo niente fra i comproprietari, diciamo che sono tutti i paesani di Collina residenti. Praticamente noi reinvestiamo tutto il guadagno nelle nostre proprietà. Noi abbiamo due malghe, la malga Moraretto e la malga Plums, e il rifugio Tolazzi, che è il rifugio più a valle, che poi da lì si sale al rifugio Marinelli e al rifugio Volaia. Sono dei posti incantevoli, a mio parere, non so se li conoscete. Diciamo che anche noi abbiamo diversi problemi a riuscire a far funzionare tutto bene, per il solito discorso dello spopolamento e via avanti. Siamo sempre meno persone che vivono su in montagna e quindi la gestione è un po' difficoltosa. Comunque cerchiamo di darci da fare per fare in modo che tutto funzioni bene. Il rifugio è gestito bene, adesso da un paio d'anni, prima abbiamo avuto un po' di problemi. La malga Moraretto adesso la stiamo ristrutturando, anche lì facciamo un nuovo tipo di gestione. Quest'anno abbiamo deciso di dividere le due gestioni di agriturismo e di gestione della malga, come si dice, caseario e pascolivo e quelle robe lì. Abbiamo due gestori, divideremo la malga in due, uno farà l'agrituristico e l'altro farà l'altra parte della gestione della malga. Abbiamo pensato di fare così perché abbiamo notato che è difficile che una famiglia contadina riesca a fare tutte e due le gestioni in una stagione, no? Una famiglia, secondo noi, si specializza sulla parte agricola, no? Agrotecnica dell'azienda, e l'agrituristico lo facevano solo in malga perché erano un po' costretti, no? Allora abbiamo deciso di dividere e di dare la gestione alle persone più professionali. Partiamo quest'anno, speriamo che vada tutto bene, che vadano d'accordo e tutto, ma siamo fiduciosi perché abbiamo scelto delle persone capaci e con molto entusiasmo. Ecco. Poi abbiamo anche la malga Plums, quella ancora non si è monticata allo stato brado, perché non l'abbiamo ancora ristrutturata in modo da caseificare e di fare prodotti, formaggi e via avanti. Però prossimamente abbiamo intenzione di ristrutturarla bene e di fare in modo che funzioni bene anche quella. Il rifugio ho già detto che funziona bene. Adesso noi a Collina abbiamo il problema degli usi civici. Come dicevo, noi gestiamo 600 ettari di territorio, 300 di boschi e 200 di pascoli. Poi abbiamo altri 700 circa ettari di usi civici che attualmente li gestisce il comune. E noi stiamo combattendo, come diceva prima Nazi, da 3 anni per fare in modo che questi beni, che sono nostri, vengano gestiti da noi e non dal comune. Non per essere, come si può dire,
non ce l'abbiamo col comune, ce l'abbiamo come agisce il comune. Noi siamo una piccola frazione e vogliamo che i beni della frazione ricadano sul territorio della frazione. Questo non succede da molti anni e quindi siamo stufi e vogliamo gestirli da soli. Abbiamo tutte le caratteristiche per farlo, solo che il comune si è messo di traverso e non vuole perdere questo introito che viene dai boschi. Comunque adesso siamo arrivati a un punto con la nuova legge nazionale che regolarizza gli usi civici. Sembra che, aiutami Nazzi se sbaglio, che si sia aperta una finestra positiva per noi. Speriamo che tutto vada bene e che riusciamo a gestire tutto il nostro territorio, tutti i nostri boschi, e con i ricavati riusciremo a sistemare tutte le nostre cose senza andare sempre a chiedere contributi di qua e di là. Ecco, non so se devo dire ancora qualcosa, magari dopo se mi viene in mente. Siamo all'Iaris. Sì, all'Iaris io sono Carlo De Caneva. All'Iaris abbiamo 3 diversi tipi di terreni di uso comune, di uso civico. Abbiamo il privato consorzio, siamo circa sui 150 ettari, e lì c'è uno statuto del 1848 ancora che lo garantisce il proseguo in maniera automatica. A differenza da quello che ho capito di Tualis, però noi facciamo in modo che hanno diritto solo quelli che sono residenti, cioè foco in loco, e rientra nello statuto, perciò i miei cugini che abitano a Udine, che abitano a Trieste, in realtà non vengono a rivendicare niente, la parte loro spetta comunque a me che io sono residente all'Iaris. E questo qua chiude un attimino quello che può essere la dispersione, la polverizzazione no? Ecco, quello lì è il privato consorzio di Liaris. Poi abbiamo altre proprietà di uso civico che fanno riferimento a un lascito legato alla chiesa, la Pia Azienda Pertan. Anche lì non è grandissimo, comunque sono delle proprietà comunque importanti, perché un possidente aveva lasciato tutto in eredità, non avendo figli, aveva lasciato tutto alla chiesa. E poi stiamo scombattendo da 3 anni appunto per il riconoscimento del diritto di uso civico, e lì sono oltre 200 ettari con diverse malghe anche, che erano state addirittura acquistate, siamo riusciti ad avere i documenti, controfirmati dal prefetto, controfirmati dal re a Monza addirittura, e tutto quanto, e nonostante questa documentazione importantissima, il sindaco attuale ancora non ci ha concesso la possibilità di riunirci e di creare il comitato. In realtà noi siamo, così, un po' abusivi. A casa propria. A casa propria, esattamente. Poi sì, è ovvio che la frazione che alla fine della guerra contava 600 abitanti, adesso è scesa in maniera molto importante, siamo intorno ai 170 abitanti, però c'è da dire che tutto quello che era il fattore economico è andato disgregandosi. Per dire, avevamo 4 osterie, adesso ce n'è una, avevamo 4 negozi di alimentari, adesso non c'è neanche quello più, perché avevamo fatto sempre tramite la latteria, che è un altro ente che è quello, eravamo riusciti a coinvolgere un gestore e a fare nei locali della latteria, appunto, a fare questo tipo di servizio. Ha durato 1 anno e mezzo, dopodiché anche quello si è chiuso. Perciò noi puntiamo proprio sul fatto di avere il riconoscimento per poter dare di nuovo un impulso, e anche economico, di avere delle basi economiche per poter riprendere e vivere in maniera dignitosa quella che è la vita in Carnia. Sì. Ecco, Luca, secondo te, a fronte di queste realtà, no, cosa servirebbe per riuscire a dare nuovo impulso e sviluppo a questa forma di gestione comunitaria delle risorse naturali, dei beni comuni, dal punto di vista anche normativo, di un ente pubblico che dica io voglio investire su queste forme? Cosa c'è oggi che non funziona e cosa si potrebbe fare? Non funziona l'atteggiamento, innanzitutto la sensibilità culturale e politica dei nostri amministratori. Vedono in questo protagonismo dei cittadini una concorrenza, vedono un avversario, invece di riconoscere, invece di valorizzare, invece di seguire quello che è il loro mandato costituzionale politico,
intralciano, mettono i bastoni fra le ruote in maniera ingiustificabile, in maniera anche incomprensibile da un punto di vista culturale, perché tutte le nostre normative più serie, tutti i nostri elementi fondanti della nostra convivenza, i nostri principi costituzionali prevedono, impongono, stabiliscono la partecipazione delle comunità alla gestione dei beni comuni e dei beni pubblici. Pertanto noi chiediamo soltanto che anche i sindaci si rendano conto che esiste l'articolo 118 della Costituzione che dice che le amministrazioni pubbliche favoriscono la partecipazione della comunità alla gestione dei beni pubblici, dei beni comuni. Questo è il primo passo. Chiaramente se anche in questa regione si fa questa rivoluzione culturale e politica, dopo si tratta di mettere a posto e di oliare finalmente la macchina burocratica che è molto molto farraginosa. Il Friuli Venezia Giulia è l'ultima regione d'Italia dove il commissario agli usi civici ha sia le funzioni giurisdizionali, che nessuno mette in discussione ed è giusto che sia così, ma anche delle funzioni amministrative attraverso uffici regionali alle sue dipendenze, che è un'anticaglia insostenibile, insopportabile. Questo comporta che il Friuli Venezia Giulia attenda ancora dal 1927 per esempio la conclusione degli accertamenti di tutti i beni collettivi sparpagliati per tutta la regione. Ci sono un'ottantina di comuni dove risultano operazioni non definite, le operazioni di accertamento che sarebbero dovute concludere intorno agli anni 30 del secolo scorso. Quindi una semplificazione burocratica e poi anche dopo finalmente anche una vera collaborazione leale. L'amministratore pubblico, l'amministratore comunale sa che si deve occupare di certi settori, mentre i settori più prettamente inerenti a una gestione economica del territorio dovrebbero essere affidate a realtà più snelle come sono i nostri comitati, come sono i comitati dei consorzi e le amministrazioni civiche, che hanno un riconoscimento, una personalità di diritto privato anche secondo la nuova legge dello Stato, che permette loro di non avere tutte le lungaggini, le difficoltà e i ritardi burocratici che invece mettono sabbia negli ingranaggi delle amministrazioni pubbliche. Tutto questo potrebbe essere risolto in poche settimane se la nostra regione, la regione Friuli Venezia Giulia, finendola di fare di manovre dilatorie, finendo di perdere tempo in cose inutili, recepisse la nuova normativa statale, la legge 168 del 2017, che ha stabilito dei principi chiari, netti e riconoscendo anche, e forse è un'aggiunta ancora alle cose che hanno detto gli amici, riconoscendo anche che questa gestione economica delle risorse naturali che fanno le proprietà collettive ha una ricaduta straordinaria sulla valorizzazione paesaggistica e ambientale di questi beni. Pertanto la chiave di volta anche per riuscire finalmente a fare anche, soprattutto in montagna, fare del settore turistico qualcosa di serio. Giustamente Giorgio indicava i boschi della comunità di Tualis, ma se spostiamo lo sguardo da questa parte qui abbiamo un modello di turismo, un'idea di turismo, di sviluppo turistico della montagna che è predatorio invece di essere di valorizzazione, che è in macchina abbiamo le carte, ancora oggi qui c'è un'altra vicino, qui c'è un'altra comunità che gestisce i propri beni collettivi, le comunità di Priola e Noiaris di Sutrio, che sono alle prese con un comune che si ostina per esempio a pensare di fare villaggi in quota sullo Zoncolan a discapito del patrimonio naturale, del patrimonio paesaggistico e proponendo ancora modelli economici che non hanno nessun senso, che non hanno nessuna possibilità. Ecco, in questo anche ci vorrebbe un impegno da parte della regione di riconoscere finalmente anche quello che già lo Stato italiano ha riconosciuto: i beni collettivi sono beni paesaggistici e in quanto e in virtù della gestione collettiva delle risorse naturali. Sì, anch'io credo che i beni collettivi, i beni civici siano una risorsa straordinaria. Ho avuto la fortuna nel mio comune, a Mereto di Tomba, prima da frazionista e poi da sindaco, di sperimentare cosa vuol dire avere un bene comune a disposizione da gestire. Vuol dire che obblighi la comunità e i cittadini a occuparsi di qualcosa in modo condiviso, no? È qualcosa che ha a che fare con l'interesse di tutti, non l'interesse privato, no? E questo io credo sia oggi un valore, un'opportunità straordinaria. Credo che a partire dalle proprietà collettive si possa immaginare un altro modello di sviluppo locale,
che sia sostenibile e che permetta alle prossime generazioni di avere quello che noi abbiamo avuto da chi ci ha preceduto. Quindi qualcosa che arriva da lontano, dalla nostra storia, che dobbiamo consegnare al nostro futuro. Questo passa attraverso i beni comuni, passa attraverso le cose che appartengono a tutti. Io quindi credo sia indispensabile un impegno a far sì che le comunità tornino ad essere protagoniste. I comuni, i sindaci, le amministrazioni passano, le comunità rimangono. Io credo che in questo senso la proprietà collettiva e l'uso civico sia davvero un paradigma di un altro modo di possedere, di un'altra idea di sviluppo locale e anche di un'altra idea di democrazia che parte dal basso. Quindi credo sia davvero indispensabile riconoscere e dare forza, ecco, a questi movimenti che partono dal basso e immaginare anche delle forme di gestione burocratica e amministrativa che facilitano lo sviluppo davvero dei consorzi, dei comitati e di quelle comunità che stanno lavorando su questi temi. Volevi aggiungere qualcosa? No, io volevo aggiungere il fatto che questa tua considerazione finale era quella che volevo fare anch'io, nel senso che a livello poi di gestione, cioè si coinvolge quelle poche persone che ormai sono rimaste nei paesi, si coinvolgono tutte quante a gestire, si fanno le riunioni, si litiga, ci si confronta, però poi alla fine si esce con una decisione, con una soluzione che va bene per tutti quanti. Bisogna anche aggiungere un'altra cosa, che queste gestioni, a differenza di altre gestioni burocratiche, in particolare quella di Tualis, ma penso anche quella dei miei amici, è quella che costa, dal punto di vista burocratico, costa meno. Nel senso che noi portiamo avanti queste comuni, queste unioni collettive, le portiamo avanti come volontari, cioè a livello di costi di gestione burocratica, a parte il fatto delle tasse e di tutto quello che riguarda la questione fiscale, che è ovvio che lì poi ci tocca chiaramente pagare quello che è da pagare perché dobbiamo sottostare alle leggi statali. Certo. Però per quello che riguarda l'amministrazione vera e propria non costa assolutamente niente, cioè la maggior parte di noi fa il volontariato, cioè è nato in questi paesi e quindi si ha l'impegno, comunque sente l'impegno appunto per quanto riguarda il discorso di quello che ci hanno tramandato gli anziani, i nostri papà, i nostri nonni, e continuiamo a avere questo impegno cercando di tramandarlo ai nostri figli e ai nostri nipoti, sperando appunto che sia una forma che il nostro impegno venga considerato in maniera positiva e venga seguito dai nostri eredi o comunque dei nostri possibili che ci verranno ad abitare e a stare nei nostri piccoli paesi.